i primi operai sono passati, la galleria ormai è una realtà, si spera che entro fine anno possano passare le automobili. Una giornata storica da qualsiasi parte la si guardi, nel senso che logico c'è qualcuno che avrebbe voluto la Macchieto Venas, ma anche se avessimo deciso di fare quella qualcuno avrebbe criticato anche quella. Ero piccola quando parlavano della modifica alla viabilità della statale d'Alemagna in Cadore, adesso insomma ho 44 anni e qualcosa vede la luce. Ha battuto l'ultimo diaframma a Valle di Cadore, ma in contemporanea lo si stava facendo anche a Tai di Cadore, visibile in uno schermo dal quale guardava anche il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, che non era potuto essere presente. Hanno fatto questa scelta anche simbolica, se vogliamo, ANAS, e noi siamo molto felici chiaramente. Diciamo che il rilievo topografico, quindi il primo buchetto alla Galleria di Tai è arrivato sabato mattina, quindi un po' più tardi rispetto a valle, anche perché la galleria è più lunga. Oggi vengono giù entrambi i diaframmi, siamo molto contenti perché significa che d'ora in avanti sarà tutta discesa, almeno lo speriamo. 2 varianti su 3 che forse saranno aperte entro la fine dell'anno. Grande soddisfazione per ANAS, la terza, quella di San Vito, è in sospeso, ma ve ne parleremo in un altro momento. Tempi rispettati, il 23 giugno era una data programmata, ha promesso questa data insieme al ministro Salvini. Il cronoprogramma lo stiamo rispettando, abbiamo scavato 2 gallerie in contemporanea, 350.000 metri cubi di terra scavati, con diciamo, una serie di difficoltà, reperimenti di sostanze non propriamente corrette tipo amianto, ritrovamento di reperti archeologici. Noi tentiamo, ovviamente entro l'anno saranno percorribili. In novembre è una data che noi stiamo traguardando. Varianti indispensabili pensando alla strada statale 51 di Alemagna, con le Olimpiadi ormai alle porte. Un traguardo, un risultato, una manifestazione fortemente voluti dalla Regione Veneto. Ci sono sempre belli momenti quando si abbatte il diaframma, soprattutto per le squadre che stanno lavorando e che da anni lavorano a questa galleria. Oggi è un grande giorno. Questi interventi, queste varianti di Tai, Valle, ma anche quella di San Vito, speriamo, insomma, Valle e Tai a dicembre, insomma, quanto dice ANAS, le vedremo completate e quindi finalmente si inizieranno a dare risposte ai territori per migliorare l'accessibilità.